Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, Buongiorno, bentrovati a un'altra puntata di Autodafè. Buongiorno e bentrovato anche all'avvocato Diego Soddu, il nostro ospite, avvocato Buongiorno penalista. Giulio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Diego, ci diamo del tu, ormai l'abbiamo definita questa questione l'altra volta, in virtù di una lunga conoscenza ormai, lunga tanto quanto la vicenda di cui parliamo un'altra volta insieme all'avvocato appunto Diego Soddu, che è avvocato penalista a Milano ed è tutore legale di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la questione della strage di Erba. Ci ritorniamo sopra alla luce in particolare di un documento che per la verità è stato poco commentato, ma di grandissima importanza dal mio punto di vista e dal punto di vista credo anche di chi vuole arrivare alla verità e alla giustizia in questa storia che ancora non si è chiusa, che ne dicano alcuni. La storia è quella della strage di Erba e il documento di eccezionale importanza del quale parleremo oggi. Mi farebbe piacere proprio sentire anche il punto di vista di chi ha seguito come te da avvocato penalista questa vicenda ed è nel contempo anche appunto il tutore legale di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il documento è stato presentato dall'ex sostituto procuratore generale di Milano, l'ex magistrato ormai in pensione da poco, Kuno Jakob Tarfusser, ed è stato presentato tramite il procuratore di Bolzano all'attenzione del procuratore di Perugia e del procuratore di Venezia. Perché Perugia? Perché Venezia? Perché Perugia è competente per ciò che accade presso il Tribunale di Roma, in questo caso nel mirino di Tarfusser è finita la Corte di Cassazione, e Venezia è competente a giudicare ciò che fanno i magistrati del Tribunale di Brescia, e nel mirino del dottor Tarfusser è finita la Corte d'Appello di Brescia. Perché sono finite Cassazione e Corte d'Appello al centro di questo esposto denuncia, anzi di un'informativa di reato? Perché il dottor Tarfusser dice: qui ci sono dei reati, cari magistrati di Perugia e di Venezia, cercate di appurarli. Perché è finito al centro di tutto? Perché sono le due corti, prima quella di appello di Brescia e poi la Cassazione, che hanno detto no alle istanze di revisione del processo per la strage di Erba a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, hanno detto no sia la Corte d'Appello di Brescia che appunto la Cassazione che ci ha messo il timbro. E in queste due sentenze della Corte d'Appello di Brescia che dice no alla revisione e della Cassazione che dice ok, è giusto dire no, e il dottor Tarfusser ravvisa elementi molto gravi di reato. Allora io parto da una premessa: il dottor Tarfusser ha avuto il coraggio di scrivere che lui si muove esclusivamente per interesse di giustizia, per amore di verità e per interesse di giustizia, perché ritiene di essere davanti a quello che, lo scrive lui nella prima pagina di questo esposto denuncia, è una colossale, eclatante ingiustizia umana, un'inaudita violenza che il sistema giudiziario da 20 anni sta infliggendo a due persone che stanno scontando l'ergastolo. E nel mirino entrano subito, come dicevo, le due sentenze della Corte d'Appello di Brescia e della Corte di Cassazione che hanno dichiarato inammissibile la richiesta di revisione che aveva proposto lo stesso dottor Tarfusser in quanto Procura Generale di Milano, oltre che naturalmente gli avvocati difensori dei due condannati. La richiesta del dottor Tarfusser è stata liquidata, come lui riepiloga anche in questo esposto denuncia, molto brutalmente, perché secondo la Cassazione non sono state rispettate le gerarchie all'interno della Procura Generale di Milano, cioè doveva essere la dottoressa Nanni a firmarlo e non il dottor Tarfusser. Il dottor Tarfusser ha sempre detto: l'ufficio è un ufficio impersonale, io sono Procura Generale tanto quanto lo è il procuratore generale. Sì, diciamo e quindi, che hanno dato la precedenza a un regolamento piuttosto che a quello che è la legge. Il dottor Tarfusser dice: hanno rovesciato la gerarchia del diritto perché hanno fatto prevalere sulla legge un regolamento condominiale. Sì, un regolamento lui lo definisce regolamento condominiale, possiamo definirlo anche noi un regolamento condominiale, nel senso che è un regolamento che definisce quelle che sono le attribuzioni interne ad un ufficio di procura, in questo caso di procura generale, all'interno del quale ogni magistrato, voglio dire, compone questo ufficio, e l'ufficio è un ufficio impersonale, quindi voglio dire, quando si parla del procuratore, basta che sei un procuratore generale e puoi
fare quello che il codice prevede. Ma soprattutto c'è un principio: il giudizio di revisione è mirato, qui parlo da profano quindi chiedo a te, è mirato, se non ho capito male, ad appurare la verità, ad arrivare alla verità giudiziaria. Quindi l'obiettivo primario è stabilire se i fatti sono veri, sono sbagliati, valutarli. Non è certamente dire vale più il regolamento di condominio rispetto alla legge. Questo è un altro problema. Il problema principale è dire sono veri o sono false le cose che mi vengono rappresentate e sulle quali viene chiesto il mio giudizio, no? Certo. Questo è il punto. Allora, il punto di partenza, o uno dei punti di partenza dell'esposto denuncia del dottor Tarfusser, fa riferimento, dice non voglio entrare nel merito del primo e del secondo grado, eccetera, però c'è un punto dal quale si parte inevitabilmente, che ha ancora oggi dell'incredibile, no? Su questo ti chiedo un brevissimo commento, perché lo cita anche il dottor Tarfusser. Sì. Il punto è la consulenza tecnica del pubblico ministero che fu fatta fare al RIS di Parma, firmata dall'allora comandante, il colonnello Luciano Garofano. La conclusione di questa indagine monumentale, che è durata settimane, dei RIS è, in soldoni, che non sono state trovate tracce di Rosa Bazzi e di Olindo Romano sul luogo dei delitti, sulla scena della strage, non sono state trovate tracce dei delitti a casa o nelle pertinenze di Olindo o di Rosa. E scrive il dottor Tarfusser, incredibilmente, questo risultato incredibile, il pubblico ministero non se ne avvale di questa consulenza, non vuole avvalersene perché la considera superflua. Allora, è una cosa colossale, cioè tu non trovi tracce degli assassini sulla scena del delitto né delle vittime nelle pertinenze degli assassini o a casa loro, è un risultato colossale, verrebbe da dire quelli lì non c'entrano niente con la scena del... Questo dice la consulenza dei RIS. Ma incredibilmente, dice il dottor Tarfusser, il pubblico ministero non se ne avvale e la definisce superflua. Qui c'è un problema, ed è il primo punto sul quale vorrei stimolare la nostra conversazione. Sì. Il problema è questo, perché Tarfusser scrive questa e numerose altre violazioni da parte del pubblico ministero sono diciamo, violazioni di legge di un articolo ben preciso del codice di procedura penale, il 358, che impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona indagata. Cioè tu non mi puoi fare una consulenza dei RIS e poi, siccome non ti piace e non è colpevolista, dire no, non me ne avvalgo perché è superfluo. Questa è una violazione di legge, dice il dottor Tarfusser, ed è molto grave perché è indirizzata a evitare che un importante dato favorevole agli imputati venga alla luce, emerga, e quindi diventi anche patrimonio dell'opinione pubblica. Si può dire che il fatto che non sia stata valorizzata dal pubblico ministero quell'aspetto ha condizionato anche noi, cittadini comuni, l'opinione pubblica. Se noi avessimo saputo fin da subito che non c'erano tracce né sulla scena del delitto né a casa di questi, delle vittime o degli aggressori, avremmo cambiato completamente l'atteggiamento. Sicuramente. Ecco, ma qua c'è una violazione di legge. Chi le punisce queste violazioni di legge? Allora, Giulio, l'ex sostituto procuratore inizia questo suo atto proprio richiamando questa particolarità. La consulenza del RIS, che era una consulenza della pubblica accusa, non viene utilizzata dal pubblico ministero nel procedimento della strage di Erba, nonostante il RIS conclude che non è stato trovato nulla di Olindo e Rosa sulla scena del crimine, ancor di più non è stato trovato nulla delle vittime a casa di Rosa e Olindo. Ora, voglio dire, se ammettiamo per un istante che era difficile trovare, perché c'è stato l'incendio, perché c'è stata l'acqua dei vigili del fuoco, tracce degli assassini sulla scena del delitto, è praticamente impossibile che tracce delle vittime non siano state rinvenute a casa di Olindo e Rosa, anche perché nella casa di Olindo e Rosa non è, voglio dire, avvenuto nessun incendio e non è intervenuta nessun'acqua dei vigili del fuoco. Eppure, secondo l'ipotesi accusatoria, Olindo e Rosa, matidi di sangue, impregnati di sangue, dopo una mattanza che possiamo solo immaginare, hanno dovuto riparare a casa loro, lì si sono svestiti, si sono lavati del sangue, si sono rivestiti, hanno messo tutto nei sacchi e
è in un lampo, in pochissimi secondi, se non pochissimi minuti. Un minuto, due. In pochissimi minuti, a voler concedere questi minuti, perché poi noi sappiamo che dalla ricostruzione oggettiva degli avvenimenti non avevano neanche quella piccolissima finestra di tempo per fare tutto ciò, motivo per cui Olindo e Roda sono assolutamente estranei alla vicenda, ma ammessa e concessa quella ricostruzione, è praticamente impossibile immaginare che due persone non lascino tracce del delitto a casa loro. Il RIS conclude che non hanno trovato nulla, eppure sono stati gli sforzi profusi e, voglio dire, ci hanno lavorato il RIS di Parma, hanno scandagliato tutto, hanno analizzato gli scarichi, hanno analizzato tutti gli oggetti di casa, eccetera, eccetera, e poi non è stato trovato nulla. Lo scrivono in RIS, no, nonostante i numerosi e reiterati sforzi analitici profusi. Cioè abbiamo fatto di tutto, di più per cercare qualcosa, e non l'abbiamo trovato. Ora, questa è una formidabile prova scientifica, perché, voglio dire, non è che non c'è la prova scientifica della loro colpevolezza, o meglio, non solo non c'è la prova scientifica della loro colpevolezza, questa è la prova scientifica della loro innocenza, cioè il fatto che non trovano nulla, ed è paradossale ed è incomprensibile che il pubblico ministero non l'abbia utilizzata. No, il dottor Tarfusser dice non solo è incomprensibile, è illegale, è illegittimo, è una violazione di legge. Esatto, è una violazione di legge. Viene violato, voglio dire, violentato l'articolo 358 del Codice Penale, che prevede espressamente che il pubblico ministero, nelle sue funzioni, deve anche ricercare e deve anche attivarsi, deve anche, voglio dire, valorizzare quelli che sono gli elementi a discarico dell'indagato, dell'imputato, eccetera, eccetera. Questo per salvaguardare la figura pubblicistica del suo ruolo, perché è vero che fa il pubblico ministero, ma nell'ambito di questa importantissima funzione, la funzione deve essere nell'ottica pubblicistica di garantire il cittadino che stai accusando, anche poi, evidenziando le prove a discarico. Perdonami, sì, Giulio. Prego. È anche vero che l'articolo 358 del Codice di procedura penale, all'articolo 358 del Codice di procedura non consegue una sanzione all'eventuale violazione. Quindi è un principio importantissimo, ma non sanzionato, la cui inosservanza non è sanzionata. Bravissimo, la cui inosservanza non è sanzionata. Questa è una contraddizione. Questa è una contraddizione. Perché il principio è importantissimo. Questa è una contraddizione del nostro sistema processuale, tant'è, questo è, finché il legislatore non pone rimedio, questo abbiamo. Però il dottor Tarfusser lo cita questa anomalia nell'incipit della sua denuncia, sì, per dire che cosa, almeno così l'ho interpretata leggendola questo esposto denuncia, come questo sia l'inizio, questo sia il paradigma di quello che poi è stato, voglio dire, tutto il susseguirsi del processo della strage di Erba. Che io da profano, da stupido riassumerei così: i fatti non ci interessano. Bravo, che da profano si riassume così, non ce ne frega niente delle prove a discarico, tant'è, Olindo e Roda sono i colpevoli, punto e basta. Okay? Dico un'altra cosa però, questo dato importantissimo non verrà mai motivato nelle sentenze, perché in fondo non entrerà mai nel dibattimento, certo, no? Non si spiegherà mai. Allora uno pretenderebbe di dire: ma come me lo spiegate un fatto così eclatante? Non c'è spiegazione, perché non entra mai. Evidentemente chi ha l'interesse di addivenire ad un giudizio di condanna ovviamente non ha l'interesse di motivare questi elementi a discarico di Rosa Olindo, ovviamente. Questo è il modus che poi voglio dire, accompagnerà tutta la strage di Erba. Allora, questo vuole dire Tarfusser. Certo. Per poi arrivare a dire il pattern, il modello. Questo pattern, questo voglio dire, questo modello verrà poi seguito dagli altri magistrati che si avvicendano nella strage di Erba, ma
voglio dire, a differenza della violazione del 358, attenzione, altri magistrati poi violeranno, e come altre norme, e qui sì che c'è la sanzione nella violazione di altre norme, perché voglio dire, questo può essere anche non sanzionato processualmente, ma ci sono altre cose molto gravi che lo sono sanzionate. Ma per esempio, nel momento in cui si dice, guardate che Frigerio era stato, voglio dire, intossicato dal monossido di carbonio. La difesa porta all'attenzione della Corte d'Appello di Brescia come prova nuova la prova che emerge dagli atti questa intossicazione, perché lo relazionava Scola, che era il consulente, era il primo medico, era il medico legale, consulente del pubblico ministero, il quale in una relazione lo scrive testualmente ed espressamente che Frigerio è stato intossicato dal monossido di carbonio, anche perché risulta da un attacco, eccetera, eccetera. Lo dice, voglio dire, il difensore di Frigerio, l'avvocato Manuel Gabrielli. Che anzi ne fa il perno per l'invalidità e il risarcimento. Perfetto, che dice, guardate che il signor Mario Frigerio a causa di tutto questo è invalido civile al 100% anche per via dell'intossicazione del monossido di carbonio, e lo scrive nero su. Quindi ci sono elementi che emergono dalle carte processuali a dimostrazione che Frigerio è stato intossicato dal monossido di carbonio. Ebbene, la Corte d'Appello di Brescia... Il professor Sartori dice che questa intossicazione ha effetti pesanti sulla memoria. E questo, voglio dire... determinanti. Perfetto, e questo, da questo lato ne scaturiscono tutte le varie conseguenze che poi approfondirà il professor Sartori con i suoi colleghi scienziati, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, la Corte d'Appello, per evitare di affrontare la prova nuova determinata dalla consulenza del professor Sartori, glissa il tutto dicendo no, non è vero, non esiste, non c'è prova dell'intossicazione. E questo voglio dire, nel momento in cui tu neghi l'evidenza, ecco, stai dicendo una cosa non vera, e la cosa non vera è falsa. Torno brevemente su quello che scrive il dottor Tarfusser e poi andiamo per punti che io mi sono segnato e che sottopongo al tuo commento. Allora, il dottor Tarfusser dice proprio quello che stavi dicendo tu adesso. Alle procure di Perugia e di Venezia sottopone questo esposto per far sì che valutino le sentenze della Corte d'Appello di Brescia e della Corte di Cassazione, in virtù del fatto che queste sentenze si fondano su presupposti e dati di fatto falsi o fuorvianti, o su fatti che affermano che ci sono negli atti, ma che non ci sono per niente, quindi sono estranei completamente agli atti. E, dice il dottor Tarfusser, scrive nel suo esposto, per esempio si dice che la prova non è nuova perché è già stata valutata, ma si fa riferimento a un atto, a un documento che non esiste. E questo manifesta l'intenzione semplicemente di rifiutarsi tout court di assumere la prova offerta dai difensori o dallo stesso Tarfusser con argomentazioni che offendono il ruolo di giudice. Cioè si esclude la novità per partito preso, per pregiudizio, per calcolo, per principio, per ragioni diverse da quelle di accertare la verità e assicurare la giustizia. Insomma, Corte d'Appello di Brescia, Procura Generale di Brescia e Corte di Cassazione, che acriticamente avalla il tutto, scrive Tarfusser, non hanno commesso dei semplici errori o delle sviste, che sarebbero già gravi, dice, perché stiamo parlando dell'ergastolo a 2 persone di una strage. Ma, diciamo così, si sono comportate secondo una precisa volontà, un modello, un pattern, appunto, che include, implica una precisa volontà di non ammettere il giudizio di revisione. Cioè il modello era quello, non dobbiamo ammettere il giudizio. Tra le altre cose, il dottor Tarfusser richiama anche un suo commento sul dogma dell'infallibilità della magistratura, nel quale pone una serie di domande retoriche. Domande retoriche come queste, io ne ripropongo e ti lascio il commento. Come mai la Corte d'Appello di Brescia, che il 9 gennaio 2024 dice ok alla revisione sostanzialmente e emette decreto di citazione, poi il 10 luglio dichiara inammissibile la revisione senza aver svolto nessun processo?
processo, senza avere approfondito nessun argomento. Cos'è accaduto dietro le quinte, nelle segrete stanze, per causare questa inversione di giudizio? Come mai il procuratore generale di Brescia, il dottor Rispoli, non si è astenuto per ragioni di convenienza, visto che notoriamente aveva sentimenti di inimicizia nei confronti dello stesso Tarfus. Quindi, e lo stesso magistrato poi dirà a Felice Mantis: io mi asterrò perché per quei motivi stessi che elenca Tarfus, per motivi di inimicizia personale. Abbiamo sentito tutto. E poi ancora, come mai tra gli 8 giudici della Corte d'Appello di Brescia il compito di giudice relatore del procedimento, che è un compito importante, viene dato alla giudice che fu giudice a latere del processo per l'omicidio di Chiara Gambirasio e che aveva redatto le motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo di Bossetti, cioè un'altra sentenza discussa e discutibile? E un altro come mai, piuttosto pesante, riguarda la quinta sezione della Corte di Cassazione. Come mai in Cassazione il giudice relatore è la giudice che all'epoca della strage di Erba era giudice penale del Tribunale di Lecco e già fu ricusata dagli avvocati difensori in un altro procedimento di Olindo e Rosa? Come mai questa giudice designata relatrice, anche lei non ha sentito il dovere giuridico di astenersi per ragioni di convenienza o per ragioni di opportunità, visto che ha visto, vissuto e conosciuto i fatti oggetto del giudizio molto da vicino? Tutte queste domande rimangono lì, o sbaglio? C'è una risposta? Non c'è una risposta. Purtroppo uno può fare dei commenti, ma non avremo mai una risposta. Il pattern è quello. Ci sono degli elementi positivi, emergono delle circostanze favorevoli agli imputati, ma non ne teniamo conto. Sono superflui, ce ne freghiamo. Allora, in base a tutto questo, il dottor Tarfus dice: io questo esposto lo faccio perché qui siamo davanti a magistrati che hanno compiuto un reato, falso ideologico, per azione o per omissione. Questo non lo dico io, lo dice un magistrato con 40ennale esperienza appena andato in pensione. E come li documentiamo questi fatti? Adesso entriamo nel merito, punto per punto. Il magistrato fa l'esposto affinché un altro magistrato, perché ormai è in pensione, il magistrato competente valuti se siamo davanti a un reato oppure no, anche perché Giulio, una persona può in modo distratto o in modo colposo prendere una cantonata e sostenere una determinata cosa. Ma visto che, voglio dire, le cantonate sono innumerevoli, allora l'ex magistrato si sente in dovere di sottoporre a un magistrato la valutazione di questo fatto grave, perché lui dice cose molto gravi, dice: guardate che questi qua, la Corte d'Appello di Brescia e la Corte di Cassazione, nel valutare le richieste di revisione mia e degli avvocati difensori di Olindo e Rosa, hanno omesso di prendere in considerazione e valutare dei fatti esistenti. No? Il fatto c'è, ma io non lo guardo. Hanno preso in considerazione fatti non veri, inesistenti, dandoli per esistenti. Cioè si sono inventati qualcosa che non c'è. Terzo, hanno ignorato argomenti sottoposti alla loro valutazione, come la perizia dei RIS. Non mi piace, non va nella mia direzione, la lascio perdere. Hanno capovolto la gerarchia delle fonti, perché hanno fatto prevalere il regolamento condominiale, nel caso mio, dice Tarfus, sulla legge. E questa è la premessa. Come si manifesta questa grave accusa di falso ideologico? Per azione o per omissione? Per esempio, punto primo, un elemento sintomatico di questa impostazione pregiudiziale e negativa, dice Tarfus, ce lo dà la stessa Corte d'Appello di Brescia nella sentenza, laddove si dice, per esempio, che siccome una parte delle prove portate sia da Tarfus che dalla difesa di Olindo e Rosa sono interviste, rese a testate giornalistiche o televisive, secondo la Corte d'Appello di Brescia, le interviste, ciò che viene detto oralmente, non sono ammissibili in sede processuale, non sono prove, non valgono, non assurgono al rango di prova ammissibile in sede processuale, perché l'intervistato non ha l'obbligo di dire la verità come se fosse in tribunale, e al contrario è condizionato dal mezzo, dalla pubblicità del mezzo mediatico e tende a compiacere l'intervistatore. Allora, qui siamo davanti a un ragionamento diabolico, dice Tarfus. Se la prova nuova è una dichiarazione, è orale, è un'intervista, è logico che non è ancora entrata nel processo e non può avere la sacralità del processo, perché se fosse già entrata nel processo sarebbe una prova vecchia, una roba già valutata. Il punto è,
fai entrare a processo la dichiarazione, così avrà la sacralità del processo. Ma se tu mi dici che l'intervista non può entrare a processo perché non ha la sacralità del processo, siamo in un cortocircuito logico, giusto? È ovvio, perché voglio dire, a questo punto non potrebbe mai aprirsi un procedimento di revisione sulla base di una nuova testimonianza, per il semplice motivo che non è mai stata che la a processo prima. Nuova non è mai stata, voglio dire, assunta attraverso la regola processuale. Se è nuova non è stata a processo prima. Quindi voglio dire, questo è una modalità. Cioè, fammi capire, perché io sono proprio gnucco. Se una persona mi dice una cosa grave, rilevante, che magari cambia tutte le carte in tavola della cosa, è una notizia nuova, questa notizia deve essere valutata processualmente, perché sennò come faccio a sapere se è vera, è falsa? Ma infatti, questo è il punto, no? Infatti la Corte d'Appello, i giudici della revisione devono, se io ti porto un testimone, devono valutare la rilevanza della testimonianza, voglio dire, di quello che il testimone andrà a dire, voglio dire, in modo se ha il carattere della novità, ovviamente. Quindi nel momento in cui la difesa porta all'attenzione dei giudici una testimonianza assunta, voglio dire, o tramite indagini difensive o che emerge da un'intervista giornalistica, eccetera, eccetera, se l'oggetto di quelle dichiarazioni hanno effettivamente il carattere della novità e sono veramente importanti, allora c'è un primo vaglio di ammissibilità. Questo non è che, voglio dire, è oro colato quello che emerge dal documento offerto dalla difesa all'attenzione del giudice della revisione. È, voglio dire, valutato ai fini dell'ammissibilità. Dopodiché la prova deve essere assunta con le sacralità del processo e poi la prova, l'esito di questa prova, il dichiarato, dovrà essere valutato, voglio dire, innanzitutto deve essere, voglio dire, formato, perché poi la prova si forma nel contraddittorio delle parti, quindi deve essere questo testimone sottoposto alle domande e all'esame incrociato della difesa, del difensore della parte civile, della procura generale, eccetera. Poi un giudice valuta se il dichiarato è credibile, non è credibile, se, voglio dire, porta elementi di novità utili o non utili, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, è assurdo non acquisire, voglio dire, non dichiarare la novità di un elemento di prova per il semplice fatto che, voglio dire, non ha giurato di dire la verità. È ovvio che non può. Lo chiamo in tribunale e gli faccio giurare di dire la verità. Quello mi racconta la storia. Ma anche chi, voglio dire, viene interrogato da un pubblico ministero, certo, non giura di dire la verità. Non c'è, voglio dire, l'obbligo di giurare al pubblico ministero, tu giuri davanti alla corte. Certo. È nel processo, quindi nel processo, non mi puoi dire che non ha la sacralità del processo, perché finché non mi chiami nel procedimento non ce l'avrà mai. E questo è il punto. Il punto è verificare se quelle novità lì raccontate dal testimone sono fatti o no. Questo è il punto. Sembra veramente una cosa... È un cortocircuito logico, no? Una prova diabolica. Secondo punto, il dottor Tarfusser dice stesso ragionamento pregiudiziale, perché qui siamo davanti a un pregiudizio, cioè io non voglio far entrare determinati fatti nel processo. La stessa cosa, dice Tarfusser, è stata fatta in relazione alla famosa macchiolina, la traccia ematica di sangue sul battitacco lato guidatore della vettura di Olindo Romano. Questa traccia ematica asseritamente trovata 2 settimane dopo gli omicidi. Dice asseritamente, Tarfusser lo scrive, perché in effetti nessuno l'ha mai vista. Questo è un altro unicum di questa storia, no? Nessuno, a partire dal compianto professor Torre, decano dei medici legali in Italia, nessuno ha mai visto questa macchiolina. Non solo a occhio nudo o nella fotografia in piena luce che abbiamo visto tutti col cerchietto rosso, ma nemmeno nelle analisi più approfondite con il luminol. Non esiste. Non c'è la foto della traccia, allora, che era inchiodata all'ergastolo. La Corte di Brescia scrive: le fotografie non consentono di vedere la traccia, perché sarebbe stato troppo dire si vede. Non si vede nulla, non c'è nulla, è in piena luce e noi sappiamo che il luminol si fa al buio per far risaltare con la luminescenza le tracce di sangue.
E invece noi abbiamo una foto in piena luce, dove anche la Corte di Brescia dice, certo, non si vede nulla, non c'è la traccia, però quella fotografia in piena luce ci fa vedere l'effetto bagnato derivante dall'aspersione del luminol. Quindi, ci dice la Corte di Brescia, è vero che non vediamo la macchia, però vediamo il luminol, e quindi il luminol l'hanno fatto, e se hanno fatto il luminol hanno poi trovato la traccia, che però non c'è documentazione del luminol, non c'è niente. E allora il dottor Taffuser dice, qua ragazzi attenzione, perché siamo davanti a un'affermazione semplicemente falsa, perché chi guarda quella foto, tra l'altro, non vede affatto l'effetto bagnato. Come la mettiamo? Questo è quello quello che emerge, è proprio questo. Se uno guarda Cioè, una la corte, foto, scusami Diego, poi ti cioè lascio subito non la parola. c'è l'effetto Ti lascio bagnato. subito la parola. Ma una corte che mi scrive, ma guardate questa foto, e me la fa vedere. Qui c'è l'effetto bagnato. Tu la guardi e dici, ma dov'è l'effetto bagnato? Non c'è niente. Non c'è. E lo scrivi in una sentenza. E l'hanno scritto in una sentenza, cioè questo è falso perché non si vede l'effetto bagnato. Cioè, voglio dire, non è che così come non vedo una barca in questa foto, non vedo l'effetto bagnato, cioè non mi puoi scrivere che c'è una barca in quella foto. No, non Okay? c'è. Quindi nel momento in cui io scrivo che c'è una barca, sto scrivendo una falsità. Questo è un In falso. sentenza. È una falsità scritta in una sentenza. Dopodiché un pubblico ministero dovrà valutare se questa falsità è retta dal dolo o è retta dalla pubblico colpa, ministero, in voglio questo dire. caso di Venezia. Il pubblico ministero, Eventualmente di Perugia sulla il pubblico Cassazione. ministero di Venezia dovrà valutare Se i se giudici questo di falso Brescia hanno... costituisce un reato o meno. o no. Perché, voglio dire, anche ad essere cioè l'effetto bagnato lo vedono solo loro, cioè nessuno vede l'effetto bagnato. Altro punto, il carabiniere che ha cercato la famosa traccia ematica sulla macchina di Olindo fa una serie di foto. La cosa incredibile è che non le numera in ordine, 1, 2, 3, 4, a mano che le scatta, ma le numera in maniera bizzarra, cioè la 3 sarebbe stata la prima, e la 3, guarda caso, la foto numero 3, è quella con il cerchiolino rosso dove la Corte dice, vedete l'effetto bagnato, che non c'è, lì c'è il luminol e lì c'era la macchia. Il punto chiave è che la Corte non prende in considerazione assolutamente questa questione dell'inversione dei numeri delle foto, che è rilevantissima, se non fosse per un semplice motivo, come fa notare il dottor Taffuser, che quella foto denominata numero 3 è in realtà la prima. E noi veniamo a sapere che sulla prima foto fatta è stato fatto un esame importante con l'Hexagon, che è una sostanza, uno strumento che serve per vedere se c'è del sangue sangue umano. Questo esame ha dato esito negativo, cioè... Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema La Bava di Lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema La Bava di Lumaca Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperosi, elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema La Bava di Lumache biologiche o dermica Rimas 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre, 79 euro. Chiamate 030
68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La documentazione che noi abbiamo ci dice che la foto numero 1, che incredibilmente è stata chiamata numero 3, che è quella col cerchiolino rosso nel quale non si vede nulla, è stata sottoposta a esame per vedere se c'era il sangue umano. Esito negativo, quindi il sangue non c'era. E se non c'era il sangue, come faceva a esserci la macchiolina? Sì, no. La Corte non valuta questo aspetto. Non lo valuta. Questo è, voglio dire, un'omissione. Non lo valuta. E Tarfusser chiede conto ai suoi colleghi di Venezia di valutare questa omissione. E di Roma, perché la Corte di Cassazione, dice Tarfusser, nel valutare questa questione capisce che è assurda questa storia e salva la Corte di Brescia, cioè i giudici di Brescia, spostando il ragionamento, perché la Corte di Cassazione scrive nella sua sentenza, nero su bianco, che la prova scientifica è significativa, ma non ha valenza decisiva. Cioè, se anche noi eliminiamo questa macchiolina, questa traccia ematica, stanno in piedi le confessioni e il riconoscimento di Frigerio. C'è altro e quelli possono essere condannati. Si domanda il dottor Tarfusser, ma è consentito a un giudice, Cassazione in questo caso, affermare un fatto non vero, fondarvi sopra la propria decisione, e a un altro giudice, Cassazione, affermare che se anche il giudice di Brescia in questo caso avesse detto il vero, ciò non avrebbe cambiato il quadro probatorio? Cioè, se anche quello là ha detto il falso, questo non cambia? Ma non è possibile, per il semplice fatto che, voglio dire, anche escludendo la rilevanza della traccia ematica, così come sostiene la Cassazione, la sentenza di condanna può reggersi sulla base delle altre prove. Questo non è stato valutato. Cioè, visto che non è stato valutato nulla perché è stato da Brescia dichiarato inammissibile il ricorso, quindi non si è entrati nel merito, non si capisce come si possa sostenere il merito escludendo una prova scientifica e limitando, voglio dire, il merito alle altre due prove se non sono mai state valutate. Oltretutto, non è vero che non ha rivestito valenza decisiva questa storia, perché da un punto di vista comunicativo, mediatico, eccetera, ebbe una valenza straordinaria. L'unica Se prova, si fosse saputo subito che non c'era nulla, era tutta un'altra storia. Sarebbe l'unica prova scientifica che legittima la sentenza di condanna all'ergastolo di Olinde Rosa. E come sia importanza. Quinto punto del pattern che dimostra, secondo Tarfusser, che la Corte d'Appello di Brescia e la Cassazione hanno un pregiudizio, cioè sono nel pattern, nel modello di dire no, non vogliamo esaminare alcuna prova nuova per la vicenda della strage di Erba e la questione della non intossicazione da monossido di carbonio di Mario Frigerio, di cui ci parlavi prima. Le due corti, Brescia e Cassazione, dicono che questa intossicazione non trova riscontro negli atti, non è dimostrata, non trova riscontro nella documentazione medica. E invece la documentazione c'è, è dimostrato e non si capisce come possano affermare che l'intossicazione da monossido di carbonio del signor Frigerio non esista documentalmente quando i documenti li abbiamo offerti e ci sono agli atti, e sono agli atti. E su questo il dottor Tarfusser fa anche un'ulteriore osservazione. Sesto punto, la Corte di Cassazione non solo non rileva questa verità, che agli atti c'è come questa intossicazione, per sostenere, non solo non rileva, chiedo scusa, che agli atti questa intossicazione c'è, come stavamo dicendo prima, ma addirittura afferma a sua volta che l'analisi dei consulenti tecnici si radica su un elemento insussistente, cioè che non c'è l'intossicazione di monossido di carbonio. In base a cosa? In base a una relazione autoptica. La Corte di Cassazione cita una relazione autoptica, ovviamente fatta sulle vittime, e il dottor Tarfusser argomenta così: lascia sconcertati
che i giudici della Cassazione facciano riferimento a questa consulenza autoptica, perché l'intossicazione da monossido di carbonio la certifica la relazione del dottor Scola, come dicevamo prima, che non è un'autopsia, è una relazione. No, anche perché su Frigerio non era morto. Frigerio non era morto e non c'entra nulla l'autopsia. Non è stata fatta nessuna autopsia a Frigerio perché è sopravvissuto. Qui cosa è successo? Quindi... che nel ricorso c'era un numero sbagliato e la Corte di Cassazione lo prende per buono. Insomma, non sto a farla lunga, la Corte di Cassazione non bada, e questo conferma il pattern, alla sostanza, ai fatti, ma diciamo prende per buono un errore per rifarsi a un'autopsia che non c'entra nulla con quello che si doveva appurare. E Tarfus scrive: c'è da avere paura, da avere davvero paura, nel vedere con quanta disinvoltura viene trattata la richiesta di giustizia di 2 persone all'ergastolo e con quanta intensità viene praticata la menzogna, la mutazione del vero, pur di dichiarare l'inammissibilità della revisione. Perché la Corte di Cassazione, dice Tarfus, in questo caso non sta valutando il fatto, sta trincerandosi dietro un errore per evitare di guardare in faccia alla realtà. Esatto. Cioè fa finta di considerare la relazione autoptica, che non c'entra nulla, lo capisce anche un bambino, perché stiamo parlando di un'altra cosa. È ovvio che nella relazione autoptica non troveranno mai... Certo. Perché Frigerio era vivo. Su Frigerio, perché gli accertamenti su Frigerio fanno parte di una relazione medico-legale estranea alla relazione autoptica. Sì, insomma, Tarfus dice è un'altra manifestazione questa del fatto che non si vuole la verità e che non si vuole la giustizia in questo caso. Settimo punto, e qui entriamo in una considerazione che avevamo fatto anche a suo tempo, qui banalmente parlando con te, con gli avvocati difensori, ma come si fa a liquidare l'opera del professor Sartori, uno dei massimi esperti mondiali in neuropsicologia forense e neuroscienze cognitive, come una non novità? La consulenza del professor Sartori è piena di novità, corroborate da un sacco di... Come si fa? Si fa proprio così. A monte si dice che Mario Frigerio non era intossicato da monossido di carbonio, quindi basta, finiamo la storia. Semplicemente si nega la realtà. In modo semplicistico si evita di entrare nel merito della consulenza assolutamente precisa e interessante del professor Sartori, che voglio dire non aveva, anche se l'ha avuta, velleità di verità, però la difesa l'ha semplicemente sottoposta al vaglio del contraddittorio, chiedendo, voglio dire, un processo dove si sarebbe, voglio dire, valutato il lavoro del professor Sartori e nel contraddittorio delle parti il professor Sartori sostanzialmente poteva emergere un'altra verità. Il professor Sartori sostanzialmente dimostrava scientificamente, e non solo lui, ma una quantità di consulenti di altissimo profilo e di professori e accademici, che il primo ricordo di Frigerio era quello giusto, una persona che l'ha aggredito sconosciuta, mai vista qui, mai vista prima, di certe fattezze completamente diverse da Olindo, e che la sua successiva memoria non valeva niente da un punto di vista processuale. Questo era il succo. La finalità era proprio quella di accertare il falso ricordo del signor però, Frigerio. Niente, lo lasciamo da parte. Ottavo punto, questo è un altro punto clamoroso, che si riferisce ai colloqui intercettati di Mario Frigerio, in particolare in ospedale, durante la sua degenza. La difesa ha portato all'attenzione della Corte d'Appello di Brescia come elementi di novità, nuovissimo, perché mai sentiti prima. Di assoluta novità, intercettazioni ambientali, intercettazioni telefoniche, fatte soprattutto all'ospedale allora quando Mario Frigerio era ricoverato, eccetera, eccetera, che dimostrano che il signor Frigerio non aveva assolutamente riconosciuto Olindo Romano, che dimostrano che anche dopo l'asserito riconoscimento fatto il 20 dicembre, il signor Frigerio non riconosceva, il 22, il 24, eccetera, il 26, eccetera. Continua a dire che non è. La Corte d'Appello di Brescia dice che queste captazioni non rivestono il carattere della novità perché erano già state sentite in primo grado. Sentite e ampiamente valutate in primo grado, cosa assolutamente non vera. Cosa non vera? Falsa, cosa assolutamente falsa, perché voglio dire, nei giudizi di merito non sono mai state ascoltate, non sono mai state valutate, le sentenze non riportano nessuna valutazione in merito,
non sono, come è nel un'affermazione caso falsa. di prima, come nel caso del professor Sartori, qui c'è un fatto vero, una prova nuova, basta dire che non è nuova e si nega e la si mette da parte. E si dice il falso, perché non sono mai state ascoltate prima mai state quelle ascoltate prima, intercettazioni. così come non è mai stata ascoltata e apprezzata nel merito l'intercettazione del 20 dicembre fatta tra e questo è un altro captata punto. tra Gallorini e il signor Frigerio. E questo è un altro punto, perché nono punto, il dottor Tarfus dice stessa storia per la testimonianza del luogotenente, allora capitano e comandante dei carabinieri di Erba, Luciano Gallorini, il quale va il 20 dicembre 2006 in ospedale a sentire Frigerio su mandato non si sa di chi, perché non c'è un mandato, e quando verrà interrogato in aula su questo suo colloquio del 20 dicembre dirà che lui non ha mai fatto il nome di Olindo a Frigerio. L'ho fatto 9 volte. Invece, ascoltando l'intercettazione ambientale, tutti possono apprezzare, tutti abbiamo apprezzato come il nome di Olindo. Ma l'aspetto grave, sottolinea il dottor Tarfusser, è che la Corte d'Appello di Brescia dice che le parole il dialogo tra Frigerio e Gallorini del 20 dicembre era stato già anche questo ascoltato in Corte d'Assise a Como, che così ha potuto apprezzare direttamente le parole di Frigerio. Anche questa cosa è falsa, non è mai avvenuta. Esatto. Perché se la Corte d'Assise di Como avesse ascoltato il dialogo, avrebbe sentito Gallorini fare 9 volte il nome di Olindo a Frigerio. Cosa che invece lui, in quella stessa Corte d'Assise, dirà di non aver mai fatto. È proprio questo, Giulio. Nel procedimento di primo grado non si è mai ascoltato, non si è mai valutato il colloquio investigativo fatto da Gallorini a Frigerio del 20 dicembre 2006, non è mai entrato nel processo di primo grado. Cosa è entrata nel processo di primo grado? La dichiarazione di Gallorini. Esclusivamente la testimonianza del luogotenente Gallorini, il quale ha mai fatto giurato, il nome di Olindo. ha giurato di dire la verità prima di testimoniare e dopo aver giurato di dire la verità ha detto, a domanda della difesa, ha negato di aver fatto il nome di Olindo a Frigerio, facendo capire che Frigerio non è mai stato suggestionato, ok? Quindi chi ha valutato quella testimonianza, quella prova, ha potuto dire che Frigerio era un testimone attendibile perché nessuno l'ha mai, voglio dire, in qualche modo suggestionato, ok? Ora, nel momento in cui la difesa ti dimostra che quella dichiarazione non è vera, o meglio, voglio dire, si dimostra che non probabilmente, che il luogotenente Gallorini ha detto il falso, ok? Allora, voglio dire, un elemento di novità di questa caratura mettere in gioco, voglio dire, la credibilità del test di Frigerio? Certo che allora, il professor Strata, un altro neuroscienziato di livello mondiale, a suo tempo, dopo aver valutato questa questione, disse: in virtù del fatto che il luogotenente Gallorini suggestiona potentemente il testimone, la testimonianza di Frigerio è nulla, non vale niente. Però nessuno ha mai potuto apprezzarla perché è stato dichiarato il falso, punto. Secondo punto su questa questione, il dottor Tarfusser sottolinea un'altra cosa. A Brescia, in Corte d'Appello, in sede di richiesta di revisione, i giudici avrebbero potuto ascoltarla, visto che non è mai stata ascoltata prima, come invece loro falsamente scrivono. E quindi non avrebbero mai sentito un'altra cosa, perché un'altra cosa curiosa è che quel colloquio del 20 dicembre, Gallorini-Frigerio, il Gallorini non lo verbalizza subito, ma fa pervenire un verbale di quel colloquio all'interno di una cosa che non c'entra nulla, un esame delle consumi elettrici dell'appartamento della strage, datato 4 gennaio, cioè molto tempo dopo. E cosa scriverà in quel verbale? Che parlando con Frigerio, Frigerio non escludeva che potesse essere stato Olindo il suo aggressore. Tu ascolti il colloquio del 20 dicembre e questo non emerge.
non è mai accaduto. Quindi c'è una falsa annotazione, scrive Tarfusser, da parte di Gallorini. Gallorini fa un verbale scrivendo una cosa falsa, che non è mai accaduta, cioè che Frigerio non escludeva che potesse essere Lolin. Falso, non è mai accaduto, ma lo metto a verbale. Quindi? Quindi ce ne freghiamo. Ce ne freghiamo anche di questo. Gallorini si è fatto accompagnare in quel colloquio da 2 carabinieri che significativamente non firmano l'annotazione di servizio che comparirà il 4 gennaio, cioè 15 giorni dopo. 10° punto che sottolinea il dottor Tarfusser. La Corte di Cassazione ha la sua colpa anche su questo punto, scrive il dottor Tarfusser, perché spazza via questa questione con pochissime parole. Si tratta, tutti di questi elementi sono elementi ictu oculi inidonei a introdurre elementi di novità. Ipse dixit verrebbe da dire, no Diego? La Corte di Cassazione dice tutte queste cose non ci interessano. È un'omissione dei loro doveri d'ufficio. Non valutano, cioè liquidano, anzi la Corte di Cassazione fa un'altra operazione, dice semplicemente che si esclude che Frigerio abbia detto il falso, abbia mentito, ma non era questo il punto. Infatti nessuno dice... Nella richiesta di revisione nessuno dice che Frigerio ha mentito. Si dice che fu Gallorini ad aver reso falsa testimonianza, è tutta un'altra questione, no? Sì, spostano il problema, come se la difesa ponesse l'accento sulla falsa testimonianza di Frigerio. Cosa che non è assolutamente così. La difesa non lamenta il fatto che Frigerio abbia mentito. Frigerio aveva un falso ricordo indotto e la difesa sostiene che altri hanno mentito per legittimare, voglio dire, la genuinità di Frigerio. È una cosa molto diversa e la Cassazione fa finta di niente. 11° punto, qui siamo a una novità eclatante, trascurata, quella che dicevamo prima, siccome l'ha detta in intervista non vale niente. La pista alternativa è la testimonianza di Abdi Kais. Chi è Abdi Kais? È una persona che partecipava del traffico di stupefacenti in quel di Merone e di Erba, aveva la residenza nella casa della strage, però siccome le sue dichiarazioni, ha parlato, ha reso testimonianza, ha detto che c'era in corso una lite per lo spaccio tra bande di magrebini, tunisini e marocchini, che erano già stati aggrediti a coltello, che lì si teneva la parte della refurtiva, che lì c'era la droga, che lì c'erano i soldi dello spaccio di droga nell'appartamento o nelle pertinenze, le cantine dell'appartamento medesimo, dice una serie di cose interessanti, però siccome, dice la Corte d'Appello di Brescia, costui parla fuori dall'aula di giustizia, cioè in contesti privi della sacralità del processo, noi a processo non lo facciamo entrare. E la Corte di Cassazione arriva ad affermare che le dichiarazioni e le interviste di questo testimone, di prima mano, provengono da soggetti già sentiti. Ma chi l'ha mai sentito? Abdi Kais? Nessuno ha mai sentito Abdi Kais. Mai stato sentito prima. E come fa la Cassazione a dire che è stato sentito? Semplicemente dice che è accaduta una cosa che non è accaduta. Sì, qui addirittura i giudici della revisione, la Cassazione afferma, cioè clamorosamente, che non è una prova nuova il dichiarato di Abdi Kais per il semplice motivo che Abdi Kais è già stato sentito e valutato dai giudici di merito. E non è vero. Non è affatto vero. Perché non era mai stato, sarebbe potuto essere un testimone assolutamente nuovo. Esatto. E, altro aspetto, la Corte di Brescia dice che gli inquirenti effettuarono indagini a loro tempo sulla pista alternativa dello spaccio. Peccato che agli atti della vicenda della strage di Erba non c'è nessuna traccia di indagini di questo tipo. Anzi, una parallela indagine che era stata fatta su quel gruppo di spacciatori dalla Guardia di Finanza di Como, con intercettazioni, gli avvocati difensori, e anche voi, anche tu, li avete chiesti di poter esaminare quelle intercettazioni, quell'indagine, non avete mai potuto esaminare niente. E io non ho mai capito il perché, quello era un elemento essenziale. C'è un'indagine sullo spaccio, avente ad oggetto l'attività di spaccio di persone che sono residenti nell'appartamento teatro poi della futura strage, e io non posso accedere agli atti di quell'indagine? Non si è mai potuto verificare nulla. 12° punto, il dottor Tarfusser parla di un altro punto estremamente critico, le intercettazioni ambientali e telefoniche che mancano. Qui siamo davanti al fatto che oltre la metà, molto più della metà delle intercettazioni
tra l'altro relative a momenti e a giorni topici, non centrali è che mancano quelle nell'indagine. influenti, ecco. Ecco, tutto questo materiale in giorni topici dell'indagine è sparito letteralmente, senza giustificazione, senza spiegazione. Nessuno si è chiesto perché queste intercettazioni siano sparite, chi le abbia fatte sparire, dove siano finite e se possano essere recuperate. Ad esempio, Giulio, se mi permetti, Prego. tra queste ti ricorderai che c'è quella del 25 dicembre, del mattino del 25 dicembre, tra due carabinieri e Frigerio. Il 26 Frigerio poi viene sentito dai pubblici ministeri, farà il nome di, neanche lì lo farà, però verrà sentito dai pubblici ministeri, e è curioso sapere che l'intercettazione che anticipa questo colloquio investigativo manca. E nessuno si chiede il perché, giustamente. E Tarfusser si domanda, ma se queste intercettazioni mancanti fossero sparite, fatte sparire, proprio perché contengono un'altra verità diversa da quella giudizialmente accertata, noi come facciamo a saperlo se non possiamo recuperarle? Certo. Per esempio, la difesa ha chiesto di andare al server della procura per recuperarle Sempre tutte. stato negato. Negato, perché? Ma non è prioritario in Italia per la giustizia l'accertamento della verità? No. No. Benissimo. 13° punto. Il dottor Tarfusser dice: queste intercettazioni fatte dalla società SIO di Cantù, tornata recentemente alla ribalta per la squadra Fiore, gli spioni, i dossieraggi, altro discorso, queste intercettazioni vengono poi trascritte, no? La Procura della Repubblica di Como affida il compito di digitalizzare queste telefonate, trascriverle, eccetera, a una società che si chiama Waylog. La società è posseduta in larga parte da una fiduciaria svizzera che si chiama Fenefin, di cui non si conoscono ad oggi i nomi dei soci. E della compagine sociale però sembra che facesse parte all'epoca una persona coinvolta nelle indagini sulla strage di Erba. A questo proposito la difesa avrebbe offerto una testimonianza interessante, quella di un ex ufficiale di polizia giudiziaria, Giovanni Tartaglia, il quale aveva appunto fatto queste dichiarazioni. Nella Waylog o nella Fenefin, che la controlla in larga parte società fiduciaria, c'è una persona che ha a che fare con le indagini, coinvolta con le indagini sulla strage di Erba. Un fatto gravissimo, da appurare, da accertare, detto da un ex carabiniere che ha fatto le indagini a sua volta sulla strage di Erba. Era potenzialmente una novità da verificare. Successo? Niente. Stessa cosa, dice il dottor Tarfusser, per la richiesta di accesso al server della Procura della Repubblica per rintracciare le telefonate. Niente, neanche questo, l'abbiamo già detto. Ultimo punto, fa notare il dottor Tarfusser, la Corte di Cassazione su tutte queste questioni non ha fatto neanche lo sforzo di pronunciarsi. La difesa ha chiesto alla Corte di Cassazione di pronunciarsi, la Corte di Cassazione ha detto: ragazzi, qua è meglio ignorare tutto, e non se ne è presa carico. Domande che rimangono lì e mi sembrano domande importanti. Possibile che non si voglia sapere chi fosse il socio occulto della società Waylog? È normale poi in Italia affidare delle intercettazioni delicate per una strage come quella di Erba a una società che non si sa da chi è posseduta? Certo. E magari c'è anche la voce che sia qualcuno coinvolto nelle indagini dentro la società, ma non la verifichiamo questa voce. Possibile per una procura affidare un incarico a una società posseduta da fiduciaria svizzera, appunto, i cui soci non si conoscono? Possibile che la persona che sul punto può riferire, Tartaglia, non venga ammessa a testimoniare in giudizio? Possibile che nessuno voglia fare il proprio mestiere, andare a fondo per accertare la verità? Sono domande retoriche, ma finora è possibile. Sono domande a cui dovranno rispondere i pubblici ministeri di Venezia e di Perugia. Bene, l'ultima cosa, perché siamo a 56 minuti di conversazione e ci abbiamo alla chiusura, oltre a tutto questo di cui abbiamo parlato, è emersa recentemente, anche in virtù dell'opera investigativa e informativa del programma Le Iene di Max Andreetta, che è un validissimo cronista, un altro dato di fatto. Una cosa che è rimasta sotto traccia per tanto tempo, lo scontrino. No? La notte della strage, viene detto, Rosa fornisce uno scontrino, in realtà gli viene chiesto dove erano e lei tira fuori uno scontrino, che non viene, anche lì, non viene verbalizzato subito.
Lo scontrino verrà verbalizzato soltanto, mi pare, 4 giorni dopo, e adesso si scopre che quello scontrino lì forse non quadra mica tanto, perché lo scontrino ha un orario, lo scontrino che testimonierebbe che loro sono andati a mangiare al McDonald's, lo scontrino del McDonald's. Peccato che abbia l'orario delle 21:38, la macchinetta era in anticipo di 8 minuti, quindi sarebbero le 21:45, e però, secondo plurime testimonianze, in primis quella del signor Carlo Castagna, alle 21:40/21:45 Olindo e Rosa erano già sulla corte. Allora come la mettiamo? Che scontrino è quello lì? Come tornano ripeto, Carlo Castagna dirà alle 21:40, 21:45 ho incontrato lo sguardo di Olindo nella corte della strage. Come potevano essere al McDonald's? Se così è impossibile collocare Olindo e Rosa al McDonald's alle 21:45 nel momento in cui alle 21:45 erano già tornati dal McDonald's ed erano già nella corte di Via Diez. Quindi a meno che, scusami Diego, loro siano andati, come hanno sempre raccontato, prima delle famose false confessioni, siano andati a McDonald's partendo da Erba alle 19:30. Esatto, cioè il problema qual è? Che il problema è che lo scontrino dice il 21:45. Stando così le cose, visto che o crediamo che Olindo e Rosa hanno il dono dell'ubiquità, ma voglio dire, risulta difficile, per carità, possono pulire tutto bene, possono, voglio dire, gli diamo anche questo potere, ma visto che non possiamo dargli questo potere, non erano alle 21:45 al McDonald's, quindi quello scontrino non è quello che loro hanno esibito, quindi quello scontrino che comunque è stato stampato ed è uscito non coincide neanche il menù che loro confessano ai pubblici ministeri. Da un registratore di cassa, qualcuno l'ha preso e l'ha messo agli atti per scambiandolo. Sarebbe un altro falso. E questo non solo, forse di più di questo falso. Non solo un falso, è una frode processuale. Sarebbe una frode processuale. Questo senza sarebbe, è una frode processuale fosse vera. E va accertato questo va assolutamente accertato e la difesa lo sta accertando. Quindi il fatto che Rosa abbia consegnato lo scontrino nell'immediatezza della notte dell'11 dicembre 2006 e quello scontrino non è stato verbalizzato nell'immediatezza, e avrebbe dovuto essere verbalizzato nell'immediatezza, ma viene, voglio dire, verbalizzato 4 giorni dopo un altro scontrino, ecco, questo è, voglio dire, è molto... È un grosso punto di domanda. È un bel punto di domanda, perché qua si gioca un'ulteriore prova nuova che può essere, voglio dire, posta all'attenzione della Corte d'Appello di Brescia con una nuova istanza di revisione, perché questo dato, questo fatto, non è mai stato valorizzato prima. Mai. Questa è una novità assoluta. Allora io ringrazio Diego Soddo. Grazie a te Giulio e grazie a chi ci ha ascoltato. Tutore legale di Olindo Romano e Rosa Pazzi. Grazie Diego. Grazie Giulio. Saluto a tutti. A tutti. Avete ascoltato Auto da Fè.